Taxi con il cuore è un'iniziativa solidale di Family Care e del gruppo Open John Mathis. Attivare il servizio è molto semplice, basterà contattare la nostra filiale di Varese, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il personale di Family Care fornirà sia un codice che l'utente dovrà poi comunicare a Radio Taxi Varese per chiamare il taxi, sia un voucher digitale che dovrà essere mostrato al tassista per usufruire gratuitamente della corsa. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Lunedì 23 maggio sarà il primo anniversario della tragedia del Mottarone. Quel giorno del 2021, infatti, una cabina della funivia di Stresa si sganciò provocando la morte di 14 passeggeri. A questo tema sarà dedicato un approfondimento sul giornale in edicola domani. Nel frattempo sentiamo l'intervista della collega Maria Elisa Gualandris al colonnello dei Carabinieri Alberto Cicognani, che ha fatto il punto su questi 12 mesi di indagine. L'indagine a un anno ancora ovviamente non si hanno risposte, dico ovviamente perché c'è in corso un incidente probatorio, ci sono accertamenti tecnici complicati, adesso si attende l'esito appunto dei rilievi dei periti. Sì, è un'indagine particolare, diversa da quelle tradizionali a cui siamo abituati, perché non siamo padroni dei tempi dell'indagine, fermo restando che ovviamente è il coordinamento è della Procura della Repubblica di Verbania, però noi quello che abbiamo potuto fare nell'immediatezza è fare una fotografia il più fedele possibile a quale fosse la situazione di quello che abbiamo trovato, della gestione della funivia, dello stato delle cose, i rilievi fatti sul posto. Questo è stato quello che abbiamo potuto ricostruire nell'immediatezza. Dopodiché siamo fermi, tra virgolette fermi, perché dobbiamo attendere le valutazioni dei periti, perché è un aspetto troppo tecnico e quindi è fondamentale la valutazione dei periti, e capisco che, considerati i tempi che si stanno prolungando, capisco che sia complicato e non facile anche per loro, ma stanno facendo un eccellente lavoro, molto scrupoloso da quello che possiamo vedere, e attendiamo le loro valutazioni. E restiamo sulla cronaca, ma spostiamoci a Origgio. Grande preoccupazione per la scomparsa di Olga Odilova, 45 anni, una profuga ucraina che si era rifugiata a casa della sorella subito dopo l'inizio della guerra. Non si hanno più sue notizie dal 12 maggio, quando ha lasciato l'abitazione per tornare nel suo paese. Proprio per questa ragione le forze dell'ordine hanno sospeso le sue ricerche lo scorso weekend, sospettando appunto un allontanamento volontario. Ma la sorella Nadia non è convinta. È vero che mi aveva detto di voler tornare in Ucraina, ma è uscita senza soldi e senza i suoi farmaci, ha precisato. Con sé ha solo i documenti e con quelli non può andare lontano. E andiamo ora a Busto Arsizio, momenti di apprensione. Oggi, poco dopo le 13, in municipio, nella sala consigliare, si stava svolgendo una riunione delle rappresentanze sindacali, quando improvvisamente si è staccata una parte in legno della copertura della serranda. Il pezzo ha colpito in pieno una dipendente comunale che è rimasta ferita. A Palazzo Gilardoni sono quindi accorsi immediatamente un'ambulanza e un mezzo dei vigili del fuoco. La dipendente era comunque cosciente quando è stata poi trasportata in ospedale. E restiamo a Busto Arsizio, piazza Vittorio Emanuele è ancora ostaggio del degrado. Tutti i dettagli nel servizio curato dalla collega Angela Grassi. Piazza Vittorio Emanuele, Busto Arsizio. Il cuore della città a mezzogiorno è praticamente deserto e le magagne continuano ad abbondare. Vedete qua, per esempio, uno dei fori degli spazi da cui dovrebbe zampillare l'acqua delle fontane. Le condizioni sono un pochino queste. I sanpietrini sono sempre staccati, sulle aiuole delle piante, del verde che costella la piazza non c'è proprio un grande ordine, e o ci sono cordoli rimossi oppure la situazione è quella che vedete. Ancora piccoli segni di cantiere per il rifacimento della pavimentazione, che si fa e si disfa un po' da anni, e la situazione ancora, non è delle migliori.
Un segno positivo sono le panchine di Via Book che sono state collocate come invito alla lettura in una piazza che si affaccia sulla storica biblioteca. Varese capitale del turismo. Secondo gli ultimi dati elaborati dalla European Travel Commission, lo sport ormai costituisce il 10% dell'intera industria turistica internazionale, generando dai 12 ai 15 milioni di arrivi annui per un fatturato complessivo che si aggira attorno agli 800 miliardi di euro. Parte da questo dato il vertice in programma domani alle Ville Ponti di Varese alla presenza del ministro del turismo Massimo Garavaglia. Organizzato dalla Camera di Commercio di Varese, l'incontro tratterà anche il tema delle ricadute sull'economia locale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. E questa era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 13. Una buona serata.